Siamo passati alle immagini della terza gara di giornata, quella riservata alle categorie femminili, allieve ed esordienti che correranno insieme. Dobbiamo dire che fino ad ora non ci hanno mai deluso le corse, devo dire, mai, neanche una volta ci hanno deluso. Sono state tutte e due gare, le due gare che abbiamo visto, esordienti e allievi, veramente belle, piene di emozioni e veramente è una cosa incredibile. Perché abbiamo visto la vittoria di Gabriele Fondelli, la vittoria negli esordienti, la vittoria di Filippo Ricci, tutte e due con un bel colpo di mano, dobbiamo dire colpo di pedale, ma qui si dice colpo di mano nel senso che sono stati veramente molto bravi e astuti a muoversi nel momento giusto. Le atlete della formazione, le atlete femminili qui già schierate dovranno percorrere il percorso di 2 km 800 per 10 volte come gli esordienti, mentre è cambiata la giuria, perché il presidente di giuria, qui vediamo che Don Donato, parroco di Santa Croce sull'Arno, che è venuto a dare il via proprio prima. Vediamo che Alessia degli Innocenti che sta dando il via insieme a Don Donato, la Alessia degli Innocenti che è giudice d'arrivo, mentre dicevamo presidente di giuria è Goti Andrea. Qui vediamo primi colpi di pedale anche per queste atlete. Le formazioni al via erano la Ciclistica San Miniato Santa Croce, che hanno in Fabiana Luperini, la campionessa, vincitrice anche di Giri d'Italia, Tour de France, campionati italiani, insomma fatto parte anche della nazionale, insomma non ha bisogno di presentazioni come direttore sportivo. Il pedale Castellano, la Bessi di Calenzano, la Cycling Team Petrucci e Coi, la Rear2 General System, la Olimpia Valdarnese, la U-Green Gorla Minor, la Pedale Toscano Ponticino, la Polisportiva Fluminense, la Polisportiva Molinella, la Racing Team Fanelli, la Valcar, la Ziraf Querciotte, il Team Stradella, e anche la Cadeo, la Micio Chiese e la Cavriago e la Città di Castello. Queste sono le formazioni al via. Siamo ancora con le immagini, con le prime immagini di questa gara. Dicevamo 10 giri da percorrere, speriamo che anche questa sia una gara che non ci faccia pentire, perché insomma abbiamo visto delle belle gare fino ad ora, nonostante il percorso che non è molto diciamo lungo, è 2 km e 8, tutto pianeggiante, però comunque sia gli atleti, come si dice sempre, sono gli atleti che la rendono dura. Noi vogliamo anche ricordare che c'è stata la corsa juniores nel pomeriggio, ovvero con la partenza alle 14:30, verrà mandata in onda domani sera alle ore 22 sul canale 193 TVL, quindi domani sera potete godervi anche la gara. Qui con le immagini intanto siamo al terzo giro di gara, gruppo compatto momentaneamente e anche un'andatura abbastanza blanda. In fondo al gruppo la campionessa campionessa regionale Giulia Coppi del Racing Team Fanelli. Qui invece siamo passati a 6 giri al termine, prova ad evadere l'atleta della Rear2 General System, si tratta di Valentina Zanzi che sta provando a venire via, occhio, ma il gruppo è lì, il gruppo è lì vicino, anche l'atleta delle Ziraf Quirciotti che sta cercando di andare a chiudere. Siamo al passaggio, 6 giri al termine per il gruppo, ma il gruppo è di nuovo tornato compatto. Valentina Zanzi della Real2 General System è stata ripresa. Noi abbiamo detto anche prima del fatto che domani ci sarà la gara in onda dei juniores alle ore 22 sul 193 TVL, quindi ve lo ricordiamo perché è stata per vedere le emozioni anche di quella gara. Però siamo in questo momento concentrati sulla gara femminile esordiente ed allieve. Abbiamo visto la Valentina Zanzi che ha provato ad evadere dal gruppo, ora c'è un atleta, sembra essere l'atleta della Polisportiva Fluminense, ovvero la Sara Pepoli, che sembra aver preso un po' di vantaggio, è riuscita un po' a allungare il gruppo più che altro col suo scatto, il gruppo che però sembra rimanere compatto, mentre invece devo dire la campionessa regionale rimane in fondo al gruppo, forse non è in forma in questa giornata, Giulia Coppi, che è lì in fondo al gruppo. Qui vediamo anche le immagini della Ciclistica San Miniato Santa Croce, il furgone con l'immagine di Fabiana Luperini che ha vinto non solo il campionato italiano, eccola qui, Fabiana Luperini, lo dobbiamo dire, Giro d'Italia, Tour de France, campionato italiano, insomma non c'è bisogno di presentare un atleta come Fabiana Luperini che ha rappresentato al meglio
e ha dato anche più spazio al movimento femminile nell'ambito del ciclismo, ovviamente. Quindi bisogna ringraziare anche lei, gente come lei, Tatiana Guderzo. Qui intanto siamo a 2 giri al termine, sembrava essere sempre la Zanzi in testa alla corsa, ha preso un po' più di margine rispetto a prima, a 15 secondi di vantaggio sul gruppo. Vediamo, eccolo ancora, se sembrava essere siamo all'ultimo chilometro. Intanto vediamo un po', siamo passati con le immagini, eccolo qui, vediamo, è proprio la Valentina Zanzi che va, che è proprio lei. Siamo a 2 giri al termine, in questo momento Valentina Zanzi della Re Artù General System, che ha preso un buon margine, vantaggio di 15 secondi sul gruppo, ma occhio perché possono sempre rientrare da dietro. Però ha diverse compagne di squadra che potrebbero fare gioco per lei, quindi ha questo vantaggio. Vediamo ancora il primo piano dell'atleta della Re Artù General System, che sta facendo una grandissima corsa. Era andata all'attacco anche prima, ci sta riprovando un'altra volta, sta andando verso il passaggio. Qui siamo dietro con il gruppo. A fare l'andatura in questo momento è Beatrice Bertolini della Valcar Travel Service, è lei che sta facendo l'andatura. Fisico possente per lei, sta facendo, ovviamente è forse quella che ha più gambe di tutte, però vediamo da dietro chi c'è. Le atlete, abbiamo detto, il lavoro delle compagne di squadra di Valentina Zanzi delle formazioni della Re Artù General System, che sta veramente facendo un buon lavoro. Purtroppo, ecco, vediamo, quando arriva a dover chiedere il cambio, probabilmente la Bertolini non avrà il cambio da nessuno, perché dietro c'era una compagna di squadra della Zanzi. Vediamo, eccolo qui, ancora la Bertolini a fare l'andatura, gruppo molto allungato, sicuramente sta imprimendo un buon ritmo. Abbiamo visto dare, ecco, vediamo che c'è l'ambulanza, ci deve essere stato un incidente purtroppo ad un atleta. Abbiamo visto infatti anche i direttori di corsa dare indicazioni all'atleta di andare più larghe, di fare la curva in maniera più larga. Qui siamo ormai vicine al passaggio, all'arrivo, suono della campana per Valentina Zanzi. Vediamo anche il passaggio, siamo a 50 metri dal passaggio, suono campana, cartello che indica l'ultimo giro. Vediamo come sarà. Valentina Zanzi inizia quest'ultimo giro in testa, vediamo come sarà. L'incitamento anche dei suoi direttori sportivi l'abbiamo visto in questo momento, eccole qui. Ancora vediamo, abbiamo visto ancora, sembrava essere Mario Mecacci, non abbiamo visto se era lui o se era Zingoni davanti a fare su quella curva per far passare. Eccolo qui, l'ambulanza ancora piazzate per l'incidente avvenuto prima, e lo sta andando, non ha un grande margine, 100 metri di vantaggio, poco più il vantaggio della Zanzi. Occhio, stanno rientrando dietro, stanno rientrando con gli atleti della Cycling Team Petrucci e Coi. Eccole qui, siamo a metà dell'ultimo giro, sono rientrate. C'è la Malucelli, Sara Malucelli, primo piano per lei, poi la Pepoli. In questo momento Sara Pepoli della Polisportiva Fiumicinense, poi vediamo Sgaravato, Asia Sgaravato in ultima posizione, la Zanzi che si sta un po', sta riprendendo fiato. Poi c'è anche Elisa Roccato del pedale Scastellano, sono queste atleti che hanno preso un po' di vantaggio, Zanzi e Malucelli della Re Artù General System. Poi c'è la Sgaravato della formazione della Cycling Team Petrucci e Coi, la Polisportiva Fiumicinense c'è la Sara Pepoli, e poi della pedale Castellano è Elisa Roccato. Siamo dietro con le immagini, un atleta sta venendo via dal gruppo, si tratta dell'atleta Veronica Boaretto della Green Gorla Minore. Poi eccole qui altre atlete davanti, la Bertolini, purtroppo ci dispiace perché veramente è stata un'atleta che ha dato l'anima oggi della Valcar, Beatrice Bertolini, che è sempre lì in seconda posizione, sta cercando anche probabilmente di giocare di astuzia, come dire, se rientriamo posso giocarmi le mie carte in volata, ed è giusto anche così perché ha tirato tanto prima e va ora a fare l'andatura a Bertolini perché vede che c'hanno poco distacco, dice magari gli do uno strappo e rientro. Davanti è passata ora a fare l'andatura la Sgaravato, Asia Sgaravato della formazione della Cycling Team Petrucci e Coi, è passata ora la Zanzi, una corsa all'attacco la sua, veramente. Dietro è la Bertolini che sta cercando di fare l'andatura per chiudere su queste atlete che hanno un minimo vantaggio. Vediamo ancora, c'è ancora l'atleta
davanti la Zanzi, poi la Sgaravato, la Pepoli, l'ultima curva è già stata fatta. La Sgaravato si volta, capisce che se la possono giocare loro ma non si possono guardare. La Malucelli che va a fare l'andatura. Si tratta di Sara Malucelli in terza posizione, la compagna di squadra. Stanno cercando di entrare, si è staccata in questo momento Elisa Roccato da dietro le atlete della Ziraf, che sta cercando la telecamera fissa per vedere la volata. Vediamo Elisa Asia Sgaravato che prova ad anticipare la Valentina Zanzi. Vediamo chi va a vincere, ed è Valentina Zanzi che va a vincere davanti a Asia Sgaravato. E terza Sara Pepoli, quarto Sara Malucelli e quinta Beatrice Bertolini. Queste sono le gare, è quella generale. Per quelle che riguarda le donne allieve, Valentina Zanzi davanti a Sara Pepoli, la Fulmicinense, terza Sara Malucelli della Re Artù General System, mentre invece per gli esordienti a vincere è stata Asia Sgaravato davanti a Letizia Tasciotti della San Miniato, terza Martina Mazzi della Sagrin Team Petrucci. Adesso andiamo con le interviste. Siamo con la vincitrice della categoria allievi, Zanzi Valentina, della Re Artù General System. Allora, sei riuscita con un colpo da maestro, tra parentesi, a venire via nel finale e a vincere. Sì, abbiamo fatto gara dura fin da subito, ci siamo concentrate soprattutto sull'attaccare, abbiamo attaccato tutto il tempo. Dopo, nell'ultima curva prima dell'arrivo, ho provato ad allungare, ma ho visto che l'Asia era dietro di me, quindi ho rallentato un attimo, la mia compagna ha tirato dritto e sono riuscita a vincere. Una vittoria che a chi va questa vittoria? La dedica? Questa dedica va alla mia famiglia, alla squadra, a tutte le mie compagne e a tutti quelli che mi hanno aiutato e sostenuto. Con la seconda classificata della categoria allievi, Sara Pepoli della Fiumicinese, allora oggi sei riuscita a cogliere questo secondo posto, magari sei stata anticipata proprio nel finale da Valentina. Sì, diciamo che è stata una gara fin da subito molto dura, con continui attacchi, e pur non essendo un percorso adatto alle mie caratteristiche sono riuscita ad arrivare seconda e sono molto contenta. Ecco, a chi la vuoi dedicare questa seconda posizione? E la dedico a tutta la mia squadra che mi permette di correre anche in questa situazione molto difficile, e a tutta la mia famiglia. Siamo con la terza classificata, Sara Malucelli, sempre della Re Artù General System. Una giornata perfetta per voi, sempre all'attacco, alla fine siete riusciti a cogliere il primo e il terzo posto. Sì, avevamo deciso di fare scatti contro scatti e ci siamo riuscite e è venuta bene, insomma. La volata ti ha visto cogliere il terza posizione, era quello che ti aspettavi? No, in realtà non mi aspettavo questa posizione perché non sono di queste, cioè per queste caratteristiche, non ho queste caratteristiche e sono molto contenta. Siamo con la vincitrice della gara riservata all'esordiente donne, Sgaravato Elisa della team della team Petrucci e Coi. Allora è stata una gara che alla fine vi ha visto arrivare in volata e alla fine ti ha visto trionfare. È stata dura perché è stata una gara ricca di scatti, sempre movimentata. Alla fine c'è stata una piccola fuga che è partita da qua, arrivata nel letterino opposto. Eravamo in poche, un altro atleta ha deciso di partire, mi sono messa a ruota, arrivando qua ero un po' affaticata perché comunque avevo il gruppo dietro, dovevamo andare, in volata sono riuscita comunque a dare il massimo e sono abbastanza contenta, dai. Una vittoria che si dedica a chi? A chi? A tutta la squadra, soprattutto anche alla mia famiglia che c'è dietro. Siamo con la seconda classificata, Letizia Tasciotti della Ciclistica San Miniato Santa Croce. Te oggi correvi in casa, ci tenevi a fare bene, un secondo posto che dà morale. Sì, sono molto contenta. Questo secondo posto ringrazio la squadra, alla mia famiglia e niente. Qual è stato il momento in cui ti aspettavi la volata o volevi provare magari a anticipare? La gara è stata molto dura, infatti sono stata sempre in gruppo perché l'andatura era molto sostenuta. Alla fine sono arrivata in volata e ho fatto la volata. Siamo con la terza classificata, Martina Mazzi della Petrucci e Coi. Allora oggi non poteva andare meglio per il team perché prima classificata e te terza in una volata. Vi aspettavate questo magari risultato in una volata di gruppo? Beh, allora per l'Asia sì, me l'aspettavo. Io invece non credevo di riuscire ad arrivare in questa posizione perché già dai primi giri, insomma, ero abbastanza stanca
e la gara è stata movimentata già dall'inizio, quindi è stato difficile. Questo anno un po' ridotto, com'è stato per te? Allora è stato un po' difficile perché comunque sapevamo che saremmo riusciti a fare tanti risultati, però insomma siamo riusciti anche noi a prenderci le nostre soddisfazioni.